Per eseguire un corretto lavaggio delle mani, apri l'acqua dalla parte dell'acqua calda e bagnati le mani. Poi raccogli una quantità di sapone necessaria a ricoprire tutta la superficie delle mani e comincia a frizionare il palmo di una mano contro il palmo dell'altra. Poi friziona il palmo di una mano sul dorso dell'altra, prima da un lato e poi dall'altro, in modo tale da lavare bene tutte le dita. Adesso tocca ai polpastrelli, incastrali così da una parte e poi dall'altra e lava il pollice prima di una mano e poi dell'altra. Ti rimane da pulire il palmo di una mano con i polpastrelli dell'altra, prima da un lato e poi dall'altro, e infine il lavaggio del pollice fino al polso, così. Ora puoi procedere al risciacquo. Fai bene attenzione di risciacquare bene le mani, facendo cadere tutta la schiuma del sapone. E poi passi all'asciugatura con un asciugamano di carta con il quale ti asciughi le mani e che userai poi per chiudere il rubinetto dell'acqua.